24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Tra aumento delle addizionali regionali IRPEF e l'IMU, imposta sugli immobili che sostituisce l'ICI, ogni cittadino veneto pagherà dal 2012 fino a 555 euro in più. È quanto ha calcolato la UIL del Veneto, che ha elaborato provincia per provincia gli effetti della reintroduzione dell'imposta sulla prima casa e l'aumento delle addizionali regionali IRPEF dello 0,33%. L'elaborazione ha preso come riferimento per la media dell'imponibile fiscale medio dei lavoratori, dipendenti e pensionati con un'abitazione di proprietà accatastata in A2 categoria civile e A3 categoria economica, in zona semiperiferica con 5 vani, calcolando le rivalutazioni della manovra, l'aliquota ordinaria al 4 per 1000 e la detrazione di 200 euro. Il primo attacco su Venezia per i fondi sui trasporti non ha fatto danni. Dopo mesi di accese polemiche in commissione tecnica regionale sulla divisione dei fondi del ripiano di fine anno per i trasporti, con l'intero Veneto unito nel non voler elargire fondi a Venezia in quanto ricca di turisti, la commissione trasporti ha infine ripartito tra i 7 bacini veneti la somma di 13 milioni di euro. All'area veneziana dunque andranno 3,6 milioni, 2,9 dovrebbero andare ad ACTV, il resto ad ATV e altre realtà. Spetta ora all'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso stabilire il quantum. In questa fase, per il 2011, anche la navigazione pare salva, ma per il 2012 i criteri cambieranno e la tensione resta alta nei confronti di Venezia. Il commissario per il superamento dell'emergenza alluvione in Veneto per la Stancari, a seguito della proroga dello stato di emergenza da parte del governo, ha stabilito che le amministrazioni comunali dovranno accertare entro il 15 marzo 2012 i danni subiti da privati e imprese in seguito al disastroso evento dello scorso anno. Per i privati e le imprese la scadenza per l'esecuzione dei lavori di ripristino è stata fissata al 30 luglio 2012, mentre ci sarà tempo fino al 30 agosto 2012 per presentare ai comuni la relativa documentazione della spesa sostenuta. Con lo stesso provvedimento il commissario ha fissato al 15 settembre 2012 il termine per i comuni di trasmissione alla struttura commissariale degli elenchi dei soggetti privati e delle attività produttive cui sono stati assegnati e liquidati i contributi. Nubi all'orizzonte per il turismo veneto. La lotta per accaparrarsi i turisti della montagna tra Veneto e Trentino Alto Adige rischia sempre più di trasformarsi in uno scontro dall'esito scontato. Un grosso ostacolo è costituito dalla grande rincorsa ai servizi effettuata dal Trentino Alto Adige. Le ipotesi di bilancio per il 2012 mettono sul piatto un ulteriore taglio del 40% su tutto, a partire inevitabilmente dal turismo, ha spiegato Marino Finozzi, assessore regionale al turismo. Dispiace per albergatori e operanti del settore, ma purtroppo il Trentino, stando così le cose, risulta non solo irraggiungibile, ma addirittura inavvicinabile per quantità di risorse investite sul turismo. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona hanno sequestrato nel corso della mattinata di ieri circa 4 kg di cocaina purissima. La sostanza, del valore di oltre 500.000 euro, immessa sul mercato avrebbe permesso il confezionamento di circa 50.000 dosi. L'apparenza della trafficante non ha tratto in inganno i militari che quotidianamente presidiano l'aeroporto Valerio Catullo. Al momento della riconsegna dei bagagli, uno dei 5 cani antidroga ha fiutato qualcosa di sospetto e dopo un approfondito controllo nelle 3 valigie della donna è emersa la sostanza stupefacente. Ingegnoso il metodo di occultamento della cocaina, contenuta in 9 panetti abilmente nascosti in doppi fondi nelle intercapedini delle valigie e nell'intera intelaiatura di un bagaglio. La donna, Alix Almonte, cittadina italiana di origini dominicane, è stata arrestata con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Futura si salva col Viagra.
La casa farmaceutica pronta a lanciare il nuovo gel e potrebbe essere acquisita dalla Reckitt Benckiser. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.